L'altro giorno ho pubblicato un video dove leggevo alcune leggi americane veramente assurde. Ma visto che ce ne sono ancora tante, ho deciso di fare quest'altro video per farvene conoscere qualcun'altra. Vi ricordo sempre che se non mi credete potete andare a leggerle nell'articolo che sta nel primo commento. Nel Missouri è vietato spaventare i bambini, i rossi invece è putito fare cagà pure sotto. Sempre in Missouri, per le donne sposate è illegale andare a pesca da sole la domenica, per quelle non sposate lo è sempre. Quindi se abitate in Missouri e non siete sposate, mi dispiace, ma o pesce non potete pigliare. Nel Massachusetts è vietato trasportare gorilla sui sedili posteriori delle automobili. Quindi casomai ci volesse fare un passaggio a King Kong che sta facendo l'autostop, ma raccomando facitelo sta a fianco a buio. Nel Nord Carolina, se un uomo e una donna non sposati tra loro alloggiano in un albergo registrandosi come sposati, allora il matrimonio diventa effettivo. Quindi in Nord Carolina non solo i privati possono sposare persone, ma pure i receptionist. Nel Tennessee il furto di cavalli può essere punito con l'impiccagione. Secondo me in Tennessee a roba che hanno fatto sta legge sono aumentati assai i cavalli di torno. Sempre nel Tennessee è vietato vendere i propri occhi. Sta legge secondo me era meglio se la facevano in Repubblica Ceca. Alle Hawaii è vietato infilarsi monete nelle orecchie. Ma perché alle Hawaii si mettono le monete nelle orecchie? Di meno alle Hawaii costano così assai cotton fioc. A Detroit è vietato fare l'amore in automobile a meno che l'auto non sia parcheggiata su un terreno di una casa di proprietà di uno dei due partner. Ma vorrei che se uno tiene una casa di proprietà si mette a chiavare in la macchina. Già. In Pennsylvania è vietatissimo sparare con pistole, cannoni, revolver e altre armi da fuoco durante i matrimoni. Ma neanche i film di Mario Merel. I venditori di fuochi d'artificio non possono vendere fuochi d'artificio ai cittadini residenti in Pennsylvania. Se sta legge facessero pure a Napoli, avessimo risolto il problema della droga. Nel Sud Carolina le sale da ballo non possono aprire di domenica. Mi dispiace per Sharon. Organizziamo tutti i sabati, andiamo a lavorare domenica. Sempre nel Sud Carolina è proibito mettere i cavalli nelle vasche da bagno. E che tiene la piscina in due cessi. A Dallas è vietato possedere vibratori di forma realistica. Eh sì, perché se possiedi un vibratore di forma realistica, pare proprio cazzo. Nel Wisconsin, nei ristoranti, è illegale servire torte di mele senza formaggio. Ma sta legge l'avrà approvata dopo Gigio. A Seattle passò un'ordinanza che stabiliva che i pesci rossi potevano salire sugli autobus cittadini soltanto se messi dentro una vaschetta e mantenuti calmi dai proprietari. Ma che so, pesce rosso o pesce bull? In Ohio, l'ordinanza numero 233 del 9 luglio del 1919 proibisce l'installazione e l'uso di slot machine nelle stalle. Ma che tenevano paura che i mucchi si giocavano il zizzo poker? In Texas, quando due treni si incontrano ad un incrocio ferroviario, si devono obbligatoriamente fermare. Nessuno dei due treni potrà ripartire finché l'altro non ha ripreso la marcia. Allora, fino al fatto che quando si incontrano si devono fermare, ci siamo. Ma come fa nessuno a poter ripartire se l'altro non ha ripreso la marcia? Cioè, se uno non parte, chi non può partire? Ma se nessuno può partire prima che chi può partire, come cazzo fanno a partire? Vabbè, comunque caso mai in Texas è meglio che vi pigliate i pullman. Per concludere voglio dire soltanto un'altra cosa. Legislatori americani, primi a faticare, ma raccomando, l'uato sossetta a coppa tavola.